Una lettura che bene si attaglia alla situazione nazionale che si riflette sul nostro territorio, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, che hanno rivelato ancor di più la pesantezza di un disagio esteso al sistema produttivo. Mauro De Carli affronta la platea del 12° congresso provinciale della CGIL al Palafiere di Longarone per l'ultima volta da segretario generale. Dobbiamo lavorare per migliorare alcune questioni base, insomma, giustamente le questioni salari a livello nazionale, salari, il valore delle pensioni. Dall'altro punto di vista la questione della precarietà sono i due cardini come sindacato, come CGIL ci muoveremo sicuramente nei prossimi anni. E l'idea che il lavoro debba assumere ancora un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo dell'Italia è fondamentale. Poi ci sono i problemi locali. Partiamo dalla questione spopolamento, che non è solo un fattore che può produrre difficoltà demografica, ma è anche un fattore decisivo poi per lo sviluppo. O recuperiamo popolazione, o recuperiamo soprattutto giovani popolazioni, o altrimenti anche il nostro sistema produttivo rischia di implodere. In 12 pagine di relazione, un concentrato di analisi e strategia per il futuro, il problema, afferma De Carli, è che non c'è la vera capacità di sintesi, che subiamo indirizzi prodotti da una regia veneta poco attenta al bellunese. Caso emblematico, le Olimpiadi 2026, che hanno un modello turistico potenzialmente in esaurimento nei prossimi 20-30 anni a causa del cambiamento climatico. Applausi al segretario uscente, pronto a cedere il ruolo a Denise Casanova, candidata alla guida della Camera del Lavoro, che ha dentro forti capacità di innovazione per una costruzione moderna di una CGIL più forte e decisiva nel lavoro in questo territorio. Se tornassi indietro rifarei tutto in uguale modo. Non mi hanno pesato gli errori, forse qualche rimorso per non essere stato deciso in qualche occasione. So che non avrete paura di sbagliare, perché abbiamo il coraggio di lottare e credere in un mondo migliore.